Giornata storica per la Rimini Calcio Femminile che debutta allo stadio Romeo Neri di Rimini vincendo di misura con il Real Maranello. A presenziare in tribuna c'è anche Fabrizio De Meis, attuale patron della Rimini Calcio, pronto a fare gli onori di casa a chi questo campo l'aveva visto solo in cartolina. Le riminesi, nonostante l'emozione, appaiono determinate fin da subito mettendo sotto l'avversario e meritando alla fine 3 punti che significano rilancio in classifica. La squadra di Lisi sfiora più volte in vantaggio, ma Ester Protti al 64esimo mette tutti d'accordo con un tiro all'incrocio sul quale il portiere ospite non può far altro che rimanere a guardare e applaudire. Le biancorosse insistono e poco dopo è Sara Pace a sfiorare il raddoppio con la conclusione che termina al lato. 120 secondi dopo è la volta di Fiumana, ma Franchini evita il colpo del KO deviando la sfera in calcio d'angolo. Sara Pace, Maidoma all'85esimo cerca gol personale, ma una strepitosa Franchini nega ancora una volta la gioia del gol all'attaccante biancorosso. Nel finale l'ultimo tentativo arriva da Benagli, ma il risultato non cambia e il Rimini può finalmente festeggiare la vittoria nella sua nuova casa. Alla fine la soddisfazione non viene nascosta dal difensore Martina Lazzaretti, che da riminese doc, nelle sue parole, ci mette cuore ed entusiasmo. È stata una grossa emozione perché penso che fino a 4-5 anni fa ero sugli spalti nei distinti a guardare il Rimini giocare anche in Serie B contro comunque le squadre che c'erano in quel campionato, e oggi che sono scesa in campo è stata un'emozione molto forte. Non nego che avevo l'ansia e l'adrenalina a palla perché è un'emozione, soprattutto essendo riminese, è comunque un fattore di orgoglio.